Ben ritrovati! Il 14 febbraio 2005 tre ragazzi decidono di aprire un sito chiamato YouTube. Al concepimento dell'idea la piattaforma era stata creata per condividere i propri video delle vacanze e delle proprie esperienze. Basti pensare infatti che il primissimo video caricato il 23 aprile 2005 su YouTube era proprio questo. 19 secondi in cui uno dei fondatori dice di essere allo zoo e che ad oggi conta 276 milioni. 276 milioni! Per rendervi conto della grandezza del numero, prendete la puntata di Sanremo col più alto share e moltiplicatela per 27 volte. Nei primi anni di YouTube la piattaforma faticava ad esplodere, finché degli sbarbatelli con una telecamera e con non tantissime abilità di editing cominciarono a caricarci dei video. Ed è così che, facendo un piccolo salto di 10 anni dall'apertura della piattaforma, PewDiePie, che per chi avesse vissuto in un bunker fino ad oggi è uno degli youtuber più seguiti al mondo con 111 milioni di iscritti, raggiunge i suoi primi 10 miliardi di visualizzazioni. 10 miliardi. Intanto noi in Italia cominciavamo ad affezionarci a youtuber come Yotobi, come Willwush, come Cane Secco, che ancora oggi è una grandissima mia ispirazione, Id Giaca, Lilirchiop, Claudio Di Biagio, e cacchio quando era bello vivere quella YouTube Italia. Come ogni ecosistema che si rispetti però c'è un dark side of the moonnets, per citare Tony Tamma. Andrea Di Pre, Laura Scimone, Giuseppe Simone, Giuseppe Sapio, che l'ho inventato io, e tanti altri si facevano spazio creando una sorta di circo in stile The Greatest Showman. Ma chi ha vissuto quell'epoca non dimenticherà uno dei personaggi più creepy: Canazzo. In quel periodo vi era una ricerca, un po' come succede oggi con quel social verticale che ti porta delle portate di merda su vassoi di oro placcato, da parte degli avvoltoi delle visualizzazioni. Ebbene sì, perché generando visualizzazioni ed essendo partner il tutto si trasformava in soldi. Canazzo quindi passò dall'essere un personaggio trash al diventare un personaggio trash che cantava. E cantava canzoni dai testi profondi. Ma non nascondiamoci dietro il dito, chi di voi non ricorda No, non mi lasciare, amore mio, ti amo. Negli anni però le notizie su Canazzo cominciano a diminuire e data la qualità di personaggi che vengono fuori da Tic da Toc oggi ci restiamo un po' male. A parte aggiornamenti del tipo Canazzo agli arresti domiciliari. Aspetta, cosa? Non ci credo, sarà una notizia falsa. Non è possibile che Canazzo abbia fatto qualcosa di... Invece sì. Ecco il motivo per cui io oggi sono tanto curioso quanto impaurito di ricevere una notifica del genere. E lo guardiamo insieme, per la prima volta, come vecchi tempi. Figlia lunga, mezza capa. Il mio passato, io l'ho cancellato. Questa cosa mi sta facendo indilti il cervello, perché la canzone sembra una cosa per bambini, l'argomento trattato è una cosa da adulti, quindi non so se sorridere o essere arrabbiato. E vanno avanti, non sono più con uno. In che senso non sono più cornuto? Scusatemi. Che significa? Mi godo la vita, mi godo la mia felicità. Comunque il suo modo di parlare a me mi ha sempre fatto... mi viene da ingoiare, mi sento che si secca in canno quando lo sento. Mi godo. Non ci credo, sta mandando a fanculo la cavigliere. È una fantasia proprio, guardate, veramente che io... voglio morire. Grazie a tutti, ciao a tutti. Ma chi stai salutando? Sta nessuno. Adesso non penso più all'amore. Quindi ti sei scordato di Valentina? Penso solo un piatto prelibato. Che ha fatto Valentina? Avrà dei figli, probabilmente sta a Dubai. C'è l'influencer, la criptoguru. La mia mamma che mi vizia sempre. Oddio, ma chi sto come ha potuto fare una cosa per cui si è fatti arresti domiciliari? Chi lei è un sacchiotto, due urita, chi lei è un sacchiotto. Tutti i giorni baciare il pasto funno. È troppo tenero, vedi, vuol baciare il pasto funnu, non so, ci crede, però è una cosa tenera, ma non mi voglio bene a chi sto. Funno, forse tu non te l'aspettavi. No, proprio no, cioè sta cosa proprio mi ha spiazzato, ma l'ho detto all'inizio della canzone, cioè proprio, io ti voglio abbracciare, ma c'ha mai ci abbracciamo. Che io uscivo dai domiciliari. No, non hai capito, è che io non mi aspettavo proprio che tu ci entrassi, che ti vedo troppo... Ancora mi abbracciava però! Ma non importa, mi godo la mia vita, la mammina e la mia ciccettina. Ma che... Cioè, è come se arrestassero Winnie the Pooh. Lui diceva, Winnie the Pooh stava spacciando il miele. Dice, che fai? Arresta Winnie the Pooh che sta spacciando il miele. Lei è troppo... Ma vuoi abbracciare o no? Mi diverto, mi faccio stare più, mangio. Fai bene, non hai capito Kate, però fai bene che non faccio essere più. Mi diverto e mi diverto sempre, è vero. Sì, però non ne hai esagerato, perché poi dopo smascelli, cioè pure io quando sono ubriaco smascello così, non devi esagerare. Bevo.
Che risate? Canazzo è tornato. Canazzo è intronato più che altro, che stai al terzo bicchiere di vino. No, così si nugiava, però. Baby, io sono ritornato. Io sta canzone ce la sentirei bene pure sui puffi. Sono cicciottello per le È donne. tutto così discordante, cioè sta canzone continua a essere allegra, però si stanno mandando a fanculo. Cioè, è quello che è bello, capite? Canzone capisci che sta succedendo? E vanno avanti, non sono più cornuto. No, non sei più cornuto. Sai chi è cornuto? Chi non si iscrive a questo canale e non lascia, insomma, mi piace a questo video e attiva la campanella. Quelli sì che sono dei veri. Così bisogna dire. Ah, voglio, ma guardate le facce, sembra Ciccio bello trapperino. Ma che tenerezza è questa? Io ne ho sentito la mancanza, però non mi aspettavo un connubio di cose così. La canzone in effetti sembra un cartone animato, ma l'argomento che tratta è... ma confuso. Io non lo so come affrontare il resto della giornata, però se volete aiutarmi a non essere così confuso, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace a questo video e lasciate un commento sotto perché voglio sapere cosa ne pensate, quanti di voi già conoscevano Canazzo. Ricordate di seguirmi pure sugli altri social. Io non sto capendo, io me ne devo andare perché non sto capendo, ma dove sto? Ma chi sono io?